TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Fiato sospeso per i 50 lavoratori della Unitrans SRL di Pianiga nel veneziano che a fine novembre rischiano di restare a casa se il Tribunale di Venezia decidesse di procedere con l'istanza di fallimento. E questo nonostante l'azienda di fabbricazione di furgoni isotermici continui a lavorare e ad avere commesse, pagare fornitori, stipendi e salari. Unitrans è un marchio storico della Riviera del Brenta, attivo sul mercato dal 1967 e realizza mezzi di trasporto di prodotti freschi, congelati e surgelati. Come segreterie territoriali di FIM CISL Venezia e FIOM CGL Metropolitana di Venezia, fanno sapere le due organizzazioni sindacali, e vista la gravità della situazione, fin da subito abbiamo richiesto l'intervento della Regione Veneto attraverso l'unità di crisi e servizi alle imprese per procedere a un'analisi e una presa in carico del caso aziendale. Ancora cronaca, in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato di Venezia sarà presente con l'iniziativa dal nome Questo non è amore. Il prossimo 21 novembre in Piazza del Duomo, nel centro storico di Portogruaro, in occasione della giornata di mercato settimanale, la Polizia di Stato allestirà un gazebo informativo con i poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Venezia e del locale commissariato, oltre ad altre figure della rete antiviolenza portogruarese. Tutti sono invitati all'iniziativa, dove sarà possibile reperire materiale informativo, contatti utili e, soprattutto, scambiare ogni più utile informazione e dialogare con le figure coinvolte. Attraverso tale iniziativa, la Polizia di Stato vuole avvicinarsi ai cittadini e favorire la conoscenza di servizi e sportelli, nonché fornire strumenti utili alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Cambiamo argomento. Approvato il bando di gara da parte del commissario per l'emergenza della A4 per l'ampliamento autostradale della Venezia-Trieste con la costruzione del tratto di 25 km tra Portogruaro e San Donà di Piave, nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza. Con l'occasione, spiega la vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle infrastrutture e ai trasporti Elisa De Berti, sarà realizzato inoltre il nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza. Un'opera infrastrutturale strategica del valore complessivo di 870 milioni di euro, che andrà a migliorare la sicurezza e fluidità della rete autostradale, contribuendo a potenziare la connettività del territorio e soprattutto posizionerà il Veneto quale nodo logistico fondamentale per il trasporto europeo, consolidando il ruolo di regione dinamica e attrattiva per gli investimenti. E ARPAV comunica che da domani, giovedì 21 novembre, sul territorio comunale di Venezia il livello di allerta per concentrazione di PM10 in atmosfera rientra al livello 0, cioè verde, secondo quanto previsto dall'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile consultare la pagina web dedicata oppure il canale Telegram @allerta PM10 Venezia. Il bollettino di allerta PM10 è disponibile anche alla pagina, il cui indirizzo vedete in sovraimpressione. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.